Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. I migranti morti sono vittime di risposte mancate, una crisi epocale, il duro monito di Papa Leone XIV che ha concluso la sua visita a Lampedusa, parole e gesti che lasciano il segno. Sedata la rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti aveva occupato il vecchio padiglione per protesta, un guasto impediva le telefonate alle famiglie. Immensamente Giulia, l'ultimo abbraccio alla quindicenne uccisa da un motociclista a Torrefaro, a Messina. Rose e gigli bianchi per la studentessa che amava l'equitazione. Primo giorno sotto scorta per l'assessore comunale di Palermo Fabrizio Ferrandelli dopo le minacce ricevute per la sua lotta al racket delle case popolari. Saldi estivi al via in Sicilia ma a rilento. Confcommercio stima una spesa media di circa 170 euro a famiglia. Come educare e dare regole ai nostri amici a quattro zampe, ce lo spiega il dog trainer Tommaso Castellano, star dei social e della TV. Calcio, il Catania riparte con un progetto giovane e offensivo targato Longo Varrà. Sul mercato restano nel mirino Scognamiglio e Capomaggio, ma le trattative si preannunciano tutt'altro che semplici. Dunque si è conclusa la visita del Papa a Lampedusa, dove è trascorso la mattinata, così come aveva fatto 13 anni fa il suo predecessore Francesco. Da quella frontiera a sud del mondo ha lanciato il suo forte monito all'Europa: migranti vittime di decisioni mancate. La nostra inviata Adelaide Barbagallo. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Una visita lampo, quella di Papa Leone a Lampedusa, ma dall'alto valore simbolico e dai forti richiami a partire dalla data scelta. Il 4 luglio, giorno in cui in America si festeggia l'Independence Day. Ma il Papa americano ha scelto di far sentire la sua vicinanza a questo lembo di terra, prodo di migranti, ma anche di vittime di naufragi. Come il piccolo Yusuf, un bimbo di appena 6 mesi della Nuova Guinea, morto 6 anni fa e seppellito al cimitero di Lampedusa, prima tappa del pontefice arrivato sull'isola. Fiori sulle tombe e poi l'attraversamento della porta d'Europa che conduce idealmente dall'Africa al vecchio continente. Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti nelle mani di briganti che portano loro via tutto. In dono ha ricevuto un faro, segno di speranza, e anche la letterina di un bimbo di 10 anni sbarcato appena nato sull'isola. Piangeva a dirotto, racconta, perché aveva perso la sua mamma, ha smesso quando qualcuno gli ha donato un pallone di carta. Al Molo Favarolo la benedizione della targa intitolata a Papa Francesco, al campo sportivo la messa, accolto da 4.000 fedeli, forti le parole di Leone XIV. Le morti in mare non sono una casualità, ma frutto di scelte. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano. E poi il forte richiamo alla responsabilità. Nessuno è senza responsabilità. Ognuno dispone di un proprio ambito di azione e lì, non altrove, è chiamato a scegliere se alimentare la logica della forza, anche solo con indifferenza, cinismo, menzogna, odio, oppure custodire la logica della pace. Quindi l'invito a costruire una civiltà dell'amore. La visita a lampo del pontefice si è conclusa con l'ultimo saluto alle autorità. Fra le centinaia di persone giunte sull'isola per ascoltare il Papa c'era anche Claudio Baglioni, che a Lampedusa è di casa. Beh sì, le parole sono state molto importanti, un abbraccio 13 anni dopo la visita di un altro grande Papa che è stato Francesco. È bello questo discorso sulla prossimità, sul fatto che queste siano terre verso le quali si tende, ma dalle quali anche si deve partire molte volte, quindi questo concetto del viaggio che non è mai agevole per nessuno. E poi il saluto finale, ricordando anche un po' quali sono le sue attività qui.
Beh, vabbè, io oramai sono qui, faccio parte delle Pelagia. Qui l'anno scorso abbiamo fatto la prima di un tour e poi io torno quasi sempre. Claudio, una foto, Claudio. E Lampedusa conferma la sua vocazione di terra di accoglienza negli anni, anche se oggi i tempi e le modalità degli sbarchi stanno cambiando. Giusy Lazzara. È la seconda volta che un pontefice visita Lampedusa. Oggi Papa Leone XIV, nella terra di approdo di migranti e accoglienza. Nel 2013 l'arrivo di Papa Francesco segnò un'altra tappa del pellegrinaggio sulla rotta dei profughi. L'isola in questi anni è diventata simbolo di speranza e vissuto il dramma di uomini, donne e bambini morti in mare. Solo nel 2025 gli arrivi dal Nord Africa sono stati 40.000 e le vittime nel Mediterraneo centrale 1.350. Terra dove vita e morte si intrecciano. E fra le sepolture dei migranti che hanno perso la vita c'è anche quella del piccolo Yusuf, come lo chiamano i residenti, il neonato della Guinea di 6 mesi, morto nel novembre del 2020 in un naufragio che causò 6 vittime. Nel cimitero di Cala Pisana ci sono tante croci realizzate dall'artigiano lampedusano Tuccio, che usa il legno delle barche utilizzate dai migranti per le traversate. Qui tornano ogni anno anche alcuni dei superstiti della tragedia del 3 ottobre del 2013, in cui morirono 368 persone. Sono anni di soccorsi in mare di tanti pescatori, della Guardia Costiera, delle navi e delle organizzazioni non governative. Erano i primi anni 90 e Lampedusa si era abituata a convivere con i migranti appena sbarcati. Donne, uomini e bambini venivano accolti dagli abitanti che li rifucillavano e ospitavano nelle loro case. Oggi i tempi e le modalità degli sbarchi sono cambiati. I migranti arrivano all'alba o di notte, scortati dalle motovedette portati nell'hotspot di Contrada Imbriacola, per poi essere trasferiti a Porto Empedocle. Nessuno li vede più, dicono le associazioni di accoglienza, ma le storie e le vite di tante persone segnano un dramma ancora aperto. Chiudiamo questa pagina dedicata alla nuova storica visita del Papa a Lampedusa. Cambiamo argomento. Oltre 100 detenuti hanno occupato il vecchio padiglione del carcere di Enna, danneggiando telecamere di videosorveglianza e postazioni. La rivolta era esplosa in diverse sezioni per un guasto alle linee telefoniche causato da un fulmine. Ripristinati i collegamenti, molti reclusi sono rientrati in cella, ma una sessantina invece deciso di continuare la protesta. Solo dopo molte ore la cintura di sicurezza costituita attorno al carcere è stata rimossa e i 4 piani del vecchio padiglione sono tornati sotto il controllo della polizia penitenziaria. Familiari, compagni di scuola, gli insegnanti, c'erano centinaia di persone a dare l'ultimo abbraccio a Giulia, la quindicenne travolta e uccisa da un motociclista a Messina, Torrefaro. La nostra inviata Giusy Lazzara. Una bella ragazza, solare, gentile, generosa. Sempre è stata così, sempre disponibile per ogni cosa. Non c'è niente da dire perché è una cosa assurda. Perché secondo me è contro natura che muoia un figlio. Questo è il punto. A Messina, nella cattedrale gremita d'amici, tanti ragazzi e ragazze, compagni di scuola, genitori, tutti vicini a mamma Tiziana, Papannuccio e Francesco, il fratello di Giulia Scimone, a 15 anni investita e uccisa da una moto che impennava, guidata da un 19enne adesso in carcere a Punta Faro. Lacrime e abbracci tra i ragazzi che indossavano una maglietta con 2 scritte: immensamente Giulia e Giulia vive per sempre. E il parroco di Ganzirri, Antonella Angemi, l'ha ricordata così. In cattedrale anche la presidente dell'Associazione Nazionale Vittime della Strada, Pina Cassanti. E noi non possiamo restare a un livello di parole, noi dobbiamo trasformare le parole in fatti concreti. Tanti ricordi e c'è chi ha anche voluto donare un cuscino di fiori bianchi. Il sindaco Basile ha indetto il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta, come tutta la comunità, piegata dal dolore per l'ultimo saluto. Evita con la moto un bambino che all'improvviso aveva attraversato la strada, ma perde il controllo del mezzo e finisce contro un muro. È successo l'altro ieri sul lungomare tra Porto Empedocle e Realmonte, in provincia di Agrigento. L'uomo, un 46enne, Paolo Figarra, non ce l'ha fatta, è morto oggi in tarda mattinata. Rafforzata la protezione all'assessore del comune di Palermo Ferrandelli dopo le minacce subite a causa della lotta al racket delle case popolari. Marco Gullà.
Un caffè davanti il Tribunale di Palermo, una chiacchierata con alcuni cittadini e poi subito al lavoro. Primo giorno sotto scorta per l'assessore comunale con delega all'emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli. Per lui il prefetto Massimo Mariani da ieri ha disposto la tutela continua. Ferrandelli da tempo ha intrapreso una politica di contrasto agli abusivi delle case popolari, soprattutto nel quartiere Zen. A ottobre scorso l'assessore era stato preso di mira anche con una bomba carta fatta esplodere sotto casa sua. So che la mia battaglia è una battaglia di comunità e non è una battaglia isolata e soprattutto la stiamo affrontando tutti insieme. Ferrandelli è stato minacciato anche sui social. Chi vuole male a Fabrizio Ferrandelli? Chi usava la debolezza di un soggetto che non aveva casa e che aveva bisogno per levargli soldi, 10 e 15 mila euro all'appartamento o un pizzo mensile di 300 euro, sicuramente ha in Fabrizio Ferrandelli e nell'amministrazione un nemico. Solidarietà a Ferrandelli dalla politica e dai cittadini. Per l'assessore palermitano ci sono stati momenti decisamente delicati. Non sapere di essere solo mi ha aiutato tanto, non soltanto, come dicevo prima, della presenza dello Stato, ma di tanti cittadini. Io vedo per ora il web invaso di messaggi di solidarietà, di sostegno, di supporto, guardo gli occhi dei bambini ogni volta che assegniamo loro una casa che desideravano da anni e questo mi ripaga, mi ritempa e mi fa andare avanti. 2 auto aziendali dell'Aspe di Giarre in provincia di Catania sono state date alle fiamme all'interno dell'area del presidio. Una persona sarebbe stata fermata. Il direttore generale dell'Aspe di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, si è rivolto agli operatori sanitari ringraziandoli per il senso del dovere e la professionalità dimostrati in questa circostanza. Oggi l'ambasciatore USA Tilman Fertitta ha fatto tappa a Cefalù sulle tracce delle origini della sua famiglia originaria proprio di queste parti. Rapporti eccellenti fra Stati Uniti e Italia, commentato dopo le schermaglie tra il presidente Trump e la nostra premier. Marco Gullà. Il giorno dell'indipendenza americana l'ho voluto festeggiare a Cefalù. L'ambasciatore americano Tilman Fertitta oggi è sbarcato a bordo del suo yacht nella località in provincia di Palermo. La sua famiglia ha origini cefaludiesi e allora quale migliore occasione per tornare nel suo paese e soprattutto ribadire l'amicizia tra gli Stati Uniti e l'Italia, nonostante le ultime schermaglie tra i presidenti Trump e Meloni. Mariti e mogli litigano, i migliori amici litigano, è la vita che tutti conduciamo, ha detto Fertitta. E quando si tratta del presidente e del primo ministro di 2 grandi nazioni, la cosa fa notizia. I rapporti tra USA e Italia sono eccellenti. Nell'occasione della visita dell'ambasciatore, il sindaco di Cefalù, Daniele Tuminello, ha donato al diplomatico, tra le altre cose, l'atto di nascita di un suo trisavolo, Francesco Fertitta, nato a Cefalù nel 1831. L'ambasciatore, al termine della cerimonia, si è intrattenuto con diversi residenti a Cefalù, alcuni proprio con il cognome Fertitta, in qualche modo legati alla sua famiglia. Ho avuto una vita molto interessante e eccitante e questo è uno dei giorni più incredibili della mia vita, ha detto Fertitta. Sono cresciuto in una famiglia dove si parlava e si ricordava Cefalù e Palermo. Io sono favorevole all'immigrazione, ha sottolineato ancora l'ambasciatore, ha reso grandi tutte le aziende, la mia famiglia d'altronde ne è un esempio. Il diplomatico USA ha tenuto però a precisare che quando ci si reca nel paese di qualcun altro si deve imparare la lingua e integrarsi nella società. Il tema è tornato ad affacciarsi nel dibattito proprio nel giorno in cui Papa Leone, nel corso della visita a Lampedusa di cui abbiamo parlato in apertura, ha sottolineato che l'America è stata plasmata sui migranti, un messaggio che tutti gli osservatori hanno ritenuto fosse indirizzato all'inquilino della Casa Bianca. Al via i saldi estivi in Sicilia, prevista una spesa media di circa 170 euro a famiglia, una boccata d'ossigeno soprattutto per i negozi di prossimità. Sentiamo Luca Ciliberti. Non c'è stata una partenza sprint come accade ormai da anni in Sicilia. La caccia all'affare dei saldi estivi partiti oggi e che si protrarranno fino al 15 settembre deve fare sempre i conti con l'e-commerce e con le promozioni ai clienti fidelizzati che arrivano ormai tutto l'anno. Al momento non si vede nulla, gente non ce n'è, forse c'è troppa crisi. Il negozio è vuoto. E ormai ci sono sempre promozioni tutto l'anno,
festa di compleanno, i negozianti mandano sconti sempre, i grossi gruppi fanno sempre promozioni, non si attende tutto questo grande afflusso. Sicuramente ci saranno delle occasioni da non perdere, per cui sì, faremo qualche compere. In base alle stime elaborate sui dati nazionali di Confcommercio e tenendo conto del diverso potere d'acquisto delle famiglie siciliane, nell'isola si prevede una spesa media di circa 170 euro per famiglia, 75 euro pro capite, per un volume complessivo di acquisti di circa 350 milioni di euro. I saldi non possono diventare un rituale che spegne le luci dei nostri centri storici. Dobbiamo ridare senso, emozione e convenienza al gesto di entrare in un negozio siciliano. Per questo si può proporre il passaporto del commercio locale. Ogni acquisto nei piccoli negozi diventa un credito che si trasforma in cultura, in musei, in parchi archeologici e in mobilità regionale. È un modo per dire ai siciliani: scegliete la vostra terra e la vostra terra vi restituisce valore. I saldi però rappresentano comunque una piccola e importante boccata d'ossigeno per tante imprese che arrivano a questo appuntamento dopo mesi estremamente difficili, soprattutto per i negozianti e le botteghe di prossimità. C'è un aggiornamento per quanto riguarda la rivolta di Enna. Interviene infatti il sottosegretario Balboni, che dice la rivolta è stata sedata grazie al grande lavoro degli agenti penitenziari. Tutti i detenuti sono stati riportati nelle camere di pernottamento e sono in corso le perquisizioni e gli arresti dei promotori, che verranno trasferiti in altri istituti. Il motivo dei disordini iniziati stamattina alle 11, dice il sottosegretario, è stata l'intercettazione poco prima di 4 pacchi lanciati dall'esterno e contenenti materiale illecito diretto ai detenuti. L'impianto telefonico ha infatti sempre funzionato. Ci fermiamoci adesso, una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare di una discarica alla periferia di Siracusa e poi di come educare i nostri amici a quattro zampe. Andiamo a Siracusa, dove nel pineta di Bosco Minniti, alla periferia nord della città, ci sono montagne di rifiuti di ogni genere e topi e insetti arrivano fin dentro le case. Sentiamo Francesco Aloi. Nemmeno questo cartello riesce ad intimorire gli sporcaccioni. C'è un cartello grande con le telecamere, ma vengono sempre a buttare la spezzatura di notte alle 10:30. Sotto la pineta di via Toscano a Bosco Minniti, periferia nord di Siracusa, non manca nulla. Una vera e propria discarica. Peccato però che sia tra le palazzine. Hanno aiutato tutti i discarici che ero nell'aria condizionata, hanno aiutato, io ci ho detto, ma perché tutto questo qua sta aiutando il signore qua? Ci vuole un po' di ordine, va. Magari un pacco di giochi, questo dei bambini abbandonato. Credo che anche questa fetta della città meriti attenzione e una riqualificazione bella e importante, perché qua ci abitano tante persone. Questa montagna lievita di giorno in giorno. Qui c'è di tutto, dai pezzi di elettrodomestici ai materassi. Qualcuno ha abbandonato persino un divano. Ma da queste parti non mancano topi e insetti, un pericolo per chi vive in zona. Ce ne sono tantissimi topi, io ce l'ho fino a casa, dentro casa, i topi. E niente, qua ormai l'hanno fatto come una discarica e c'è lo schifo totale. La Risam, che si occupa dell'igiene urbana, ripulisce spesso, ma poco dopo è di nuovo tutto punto e a capo. Più che sulla raccolta, forse, bisognerebbe lavorare sulla mentalità, perché a guardare queste immagini, oltre alla pulizia, a mancare è la civiltà. Come educare e dare regole ai nostri amici a quattro zampe? Manuela Corsi ha incontrato il dog trainer Tommaso Castellano, star dei social e della TV. Sentiamolo. Nelle nostre case sono veri e propri membri della famiglia, ma la convivenza con i nostri amici a quattro zampe non sempre si rivela semplice. I cani non sono giocattoli o peluche e, come tutti gli esseri umani, possono nascondere un passato doloroso, fatto di traumi, che spesso sfociano in paure o comportamenti aggressivi e difficoltà di interagire con l'ambiente circostante. L'ho tirata fuori da una situazione per farla vivere meglio e vorrei darle questa opportunità. Cane che abbiamo adottato, qualche trauma l'ha avuto. Per questo nasce la figura del dog trainer. Oggi la figura del dog trainer è più una figura di
preparazione, di formazione del proprietario. Lui è Tommaso Castellano, star del programma Cani da incubo, uno dei volti più divisivi della cinofilia italiana. Al centro della sua filosofia c'è un ritorno alle regole e alla leadership. La principale difficoltà da parte dei proprietari è riuscire a comprendere che quel cucciolo un giorno diventerà un cane adulto e che necessita di regole, disciplina e che ha delle esigenze specifiche. Ha bisogno di correre, giocare, esplorare e delle esigenze dal punto di vista psicologico. Castellano, che sui social vanta più di 1 milione di follower, in 8 anni ha salvato 15.000 cani da abbandoni in canile o cessioni di proprietà. A Catania, il dog trainer più seguito d'Italia ha incontrato diverse famiglie arrivate da tutta la Sicilia con i loro amici a 4 zampe un po' turbolenti. Se avessimo avuto un figlio, che avremmo fatto? L'avremmo abbandonato? Per noi è come una persona di famiglia, quindi mai abbandonare un cane, anche in queste situazioni. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare della costruzione del nuovo Catania. Tra poco. Siamo al calcio, Varrà e Longo sono al lavoro per la costruzione del nuovo Catania. Sul mercato interessano Scognamillo e Capomaggio, ma non sarà un affare semplice. Sentiamo Sergio Colosi. Giovani, forti e motivati per un calcio offensivo nel 4-3-3 e in alternativa nel 4-2-3-1. Nasce così il nuovo Catania, targato Emilio Longo e Fortunato Varrà, lontano dai riflettori e dalle dichiarazioni roboanti, ma costruito su programmazione, lavoro e sacrificio. Tra budget diverso e vecchi errori si punta ad un organico rinnovato ma altrettanto ambizioso, certamente più affamato rispetto all'anno scorso. Lo è Longo alla sua prima grande occasione dopo tanta gavetta e l'etichetta di tecnico bravo e preparato. Si lavora alle prossime mosse di mercato. Agli obiettivi già noti se ne sono aggiunti altri 2 di spessore, ma non sarà facile convincere le rispettive società di appartenenza, tutt'altro che disposte a privarsene. Sono il difensore centrale del Benevento Stefano Scognamillo, 32 anni, protagonista anche con la maglia del Catanzaro, e il centrocampista argentino 29enne Galo Capomaggio della Salernitana, già dell'audace Ciarignola. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno di fiamma dopo i tentativi rossazzurri nella scorsa estate, ma il Catania ha respinto l'eccessiva richiesta della contropartita tecnica, Gimenez e Cicerelli. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.